L'assessore regionale Marco Zamputo parla del finanziamento di 10 milioni, intanto dei problemi della nuova gestione, riunione in prefettura. Corsi di formazione organizzati dal Consorzio Universitario di Agrigento. Rifiuti speciali nel forno di una pizzeria, denunciato il titolare. L'acqua si perde per strada creando pesanti disagi ai clienti di un bar. Bentrovati con TVA Notizie. Riunione in prefettura ad Agrigento, affrontati i problemi che interessano l'AICA, ma anche quello degli stipendi al personale, il servizio di apertura. Continua a tenere banco la vicenda sull'acqua ad Agrigento relativamente alla nuova società AICA. Ieri infatti si è svolto in prefettura una riunione finalizzata a esaminare le problematiche finanziarie della neocostituita azienda consortile. All'incontro chiesto dai rappresentanti delle sigle sindacali, molto preoccupati per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, presieduto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, hanno preso parte, oltre ai segretari provinciali di CGIL Cislawil, Buscemi, Piranio e Acquisto, il presidente dell'ATI Idrico, il sindaco di Sciacca, Francesco Valenti, il presidente di AICA e sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, e il direttore tecnico di AICA, ingegnere Fiorella Rubino. I tre rappresentanti sindacali, nel ribadire fermamente il pieno sostegno al processo di gestione delle acque pubbliche e di conseguenza ad AICA, hanno sottolineato la necessità di addivenire a una soluzione rapida delle problematiche che ancora ostacolano il percorso dell'avvio della nuova azienda consortile. Il presidente dell'AICA Provvidenza ha sottolineato quindi l'importanza di avere definito la governance dell'azienda con la nomina delle figure di vertice che guideranno l'AICA e ha rappresentato che dalle stime finora fatte i ricavi che si produrranno con i proventi della nuova bollettazione, che tra l'altro è già operativa e quindi con la possibilità per gli utenti di pagare le bollette, consentiranno di sostenere i costi di gestione. In questo senso il sindaco di Grotte ha mostrato un vivo apprezzamento per il comportamento degli utenti che con il pagamento delle bollette stanno dimostrando di avere compreso l'importanza del percorso avviato, in cui i cittadini sono parte integrante della gestione del servizio pubblico. In conclusione dell'incontro, il presidente dell'AICA ha rappresentato ai segretari provinciali che l'azienda conta a breve di pagare gli stipendi con una certa regolarità e in particolare dopo il pagamento della mensilità di agosto ai dipendenti che ancora non hanno percepito le spettanze è stato anche assicurato il pagamento della mensilità di settembre entro il fine mese di ottobre. Il prefetto, prendendo atto quindi delle dichiarazioni dei rappresentanti di ATI e AICA, ha informato i presenti di aver avuto interlocuzioni con la Regione che sta seguendo puntualmente l'evolversi della situazione, al fine quindi di definire gli aspetti giuridici che potranno consentire l'erogazione delle somme stanziate, e ha ribadito il sostegno pieno dell'ufficio dalla stessa rappresentato nel percorso di avvio e funzionamento della società consortile per il miglioramento della gestione complessiva del servizio pubblico, che necessita in questa fase delicata di avvio di un'ampia collaborazione e convergenza di tutte le parti presenti alla riunione. Arturo Cantella ha intervistato l'assessore regionale agli enti locali Marco Zamputo sulla vicenda legata al finanziamento di 10 milioni per l'AICA. L'assessore regionale agli enti locali Marco Zamputo interviene nel merito della vicenda legata al finanziamento dei 10 milioni di euro da parte della Regione all'AICA di Agrigento per l'avvio dell'attività di gestione. Il Governo e la Regione e il Parlamento si sono impegnati in favore del territorio agrigentino per la continuità dell'erogazione del servizio idrico integrato. Noi siamo intervenuti e ci siamo presi l'impegno di salvaguardare il servizio idrico agrigentino. Abbiamo dato una copertura finanziaria di 10 milioni di euro. Ci sarebbe un problema su 5 milioni di euro. Rispetto ai quali comunque c'è l'impegno politico del governo e devo dire anche del Parlamento, perché il Parlamento l'ha approvata questa norma, a trovare eventualmente altre somme, per cui io ritengo che con l'impegno politico messo da parte del governo e del Parlamento rispetto a questa vicenda riusciremo a garantire il servizio idrico
alla provincia di Agrigento. Anche in queste settimane abbiamo lavorato a fianco dei sindaci per aiutarli a portare avanti una gestione nuova e sicuramente non facile del servizio idrico nella nostra provincia. Sono stati pagati gli stipendi di agosto? Parte una nuova società con tutte le difficoltà che questa ha, di ordine amministrativo, di ordine burocratico. Noi stiamo cercando di fornire tutto il supporto possibile per, ripeto, consentire l'erogazione del servizio idrico nella nostra provincia. Il personale può stare tranquillo? Può stare tranquillo nel senso che c'è l'impegno nostro a fare partire la società, quindi garantire che questa società parta, e chiaramente una società che parta, che deve fare il servizio, ha bisogno poi di un personale adeguato, attrezzato per riuscire. È la prima in Sicilia, per cui sarebbe anche importante, insomma, come punto di riferimento. E infatti ci troviamo di fronte a una società che gestisce, c'è una società a totale capitale pubblico che gestisce un servizio pubblico. Proprio per questo ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni pubbliche. Corsi di formazione per i dipendenti comunali. Oggi al Consorzio Universitario di Agrigento presentata l'iniziativa. Il Consorzio Universitario Empedocle promuove i corsi di alta formazione per gli enti locali, stamani presentati ai sindaci della provincia, alla stampa, presente anche l'assessore regionale Zambuto e il prefetto di Agrigento. Un'iniziativa che per il presidente Mangiacavallo è importante in quanto si ritiene che la formazione permanente e l'aggiornamento continuo dei dipendenti degli enti locali possa contribuire a qualificare ulteriormente l'attività quotidiana e migliorare il rapporto con i cittadini. Noi stiamo cercando di assecondare un mandato statutario che ci vuole protagonisti sul territorio dei processi di formazione e di trasferimento della conoscenza. Abbiamo recepito da più parti l'esigenza di promuovere dei corsi di qualificazione, di formazione, di apprendimento continuo, in maniera particolare per i dipendenti della pubblica amministrazione che, senza offesa per nessuno, talora presentano delle criticità, delle carenze di conoscenza non dovute a loro negligenza, per carità, ma ad una serie di fattori che noi vogliamo superare. Siamo fermamente convinti che per mettersi al passo con i tempi, per dare risposte concrete in termini di efficacia e di efficienza ai cittadini e per assecondare i processi di ammodernamento, ci sia bisogno di portare, di trasferire conoscenza e competenza a coloro i quali svolgono delle azioni estremamente importanti nella pubblica amministrazione. Dalla presenza numerosa dei sindaci, dall'autorevole presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, dell'assessore Zambuto e del dirigente generale dell'assessorato alla formazione, siamo convinti che ci sia una condivisione piena di questa nostra iniziativa. Speriamo di poter passare dalla fase ideativa a quella realizzativa in tempi brevi, non tanto per accogliere una soddisfazione, quanto per dare risposte concrete al territorio, perché il vero obiettivo che noi vogliamo raggiungere è questo: servire il territorio nella migliore delle maniere. Eccellente iniziativa a servizio della pubblica amministrazione regionale, il Consorzio Universitario di Agrigento che offre una proposta di formazione importante per il personale della regione siciliana, e ritengo che sia assolutamente un'iniziativa apprezzabile. Io penso che questa è una grande iniziativa che il Consorzio Universitario sta portando avanti. La formazione del personale degli enti locali, specialmente quelli che gravitano nei nostri uffici, è fondamentale. Noi abbiamo il personale dimezzato perché sono stati negli anni tanti pensionamenti, non si sono fatte più le assunzioni, parte del personale a volte è a ore limitate e parte del personale ancora non ha avuto quella professionalità, quella capacità amministrativa perché non è stato mai formato. Penso che questa iniziativa invece sia grande, finalmente possiamo organizzare i corsi e far sì che il personale possa acquisire quelle capacità amministrative di cui un ente ha bisogno. Bene, io sono contento che finalmente il Consorzio si sia messo di nuovo in movimento, ha un'autorevole guida che è quella dell'onorevole Mangiacavallo. Speriamo che da qui in poi si possano incominciare a portare avanti iniziative
che portano i nostri giovani a evitare di emigrare al nord, quindi facendo dei corsi di formazione mirati, direttamente convenzionati con le aziende in modo tale che possano acquisire quelle professionalità che servono nel mercato e trovare subito lavoro, e nello stesso tempo dare quella formazione al personale degli enti locali che ormai da tanti anni non hanno più nessuna formazione, e sono molti giovani che si sono immessi da tanti anni con i livelli bassi nella pubblica amministrazione e ora hanno delle responsabilità notevoli all'interno dei comuni. Il consorzio universitario da un po' di tempo a questa parte sta svolgendo anche quella che è la cosiddetta terza missione, cioè non soltanto corsi di laurea, alta formazione, formazione professionale, ma anche formazione e aggiornamento per i dipendenti diciamo, della pubblica amministrazione che come è noto hanno necessità di aggiornarsi sulle nuove disposizioni legislative, su molte materie, dalle materie diciamo, finanziarie a quelle legate ad altre competenze che sono diciamo della dirigenza dei comuni e comunque degli enti locali. Quindi il consorzio si mette a disposizione del territorio, quindi dei vari comuni della provincia di Agrigento, per organizzare dei corsi di aggiornamento e di formazione per i propri dipendenti. Credo che questo sia un vantaggio per le amministrazioni locali, perché possono contare su una struttura solida, su un corpus di docenti assolutamente importante e diciamo di spessore. Il generale agrigentino Luciano Portolano è stato nominato dal Consiglio dei Ministri segretario generale della Difesa, la struttura che esegue le direttive del Ministro riguardo l'amministrazione e il coordinamento delle attività della Difesa. Attualmente Portolano è a capo del vertice operativo interforze. E una prestigiosa nomina riguarda un altro agrigentino, si tratta di Giuseppe Peritore, per tanti anni vicario alla questura di Agrigento. E da domani Peritore sarà il nuovo questore di Imperia. Giuseppe Peritore era stato promosso lo scorso maggio dirigente superiore della Polizia di Stato, la qualifica che corrisponde a quella di questore. Max sbarco a Lampedusa, per la Procura di Agrigento ci sarebbe una regia internazionale. Arturo Cantella. Un'inchiesta è stata aperta sull'ultimo sbarco a Lampedusa, possibile la presenza di organizzazioni criminali. La Procura di Agrigento ha avviato le indagini per identificare gli scafisti del peschereccio partito di Zuvara in Libia, con a bordo 686 persone. L'ipotesi è che dietro il viaggio verso le coste siciliane ci sia un'associazione dedita alla tratta degli esseri umani. La Procura di Agrigento così ha avviato un'inchiesta per identificare gli scafisti del peschereccio di 15 metri partito da Zuvara in Libia con a bordo 686 persone, avvenuto lo scorso 27 settembre a Lampedusa. L'ipotesi è che dietro il viaggio verso le coste italiane ci sia un'organizzazione criminale transnazionale, motivo per cui l'ipotesi di reato è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Sui fatti stanno indagando la squadra mobile e la Guardia di Finanza a coordinare l'attività investigativa, così come per il maxi sbarco dello scorso 28 agosto con 539 migranti, e il procuratore capo della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio. Per lo sbarco dei 539 migranti lo scorso 10 settembre vennero fermati, ricordiamo, 5 egiziani ritenuti soggetti terminali di un'organizzazione criminale operante in Libia e specializzata nell'organizzazione della tratta di esseri umani. In quell'occasione, secondo la Procura di Agrigento, i 5 scafisti sono stati responsabili di violenze fisiche nei confronti dei migranti nel tentativo di mantenere l'ordine a bordo dell'imbarcazione. Incidente stradale questa mattina al Viale delle Dune a San Leone. Una ragazza agrigentina è finita contro un'auto parcheggiata. La vettura che stava guidando si è capovolta facendo temere il peggio. Sul posto è intervenuta l'ambulanza Gise del 118, i cui operatori hanno estratto la giovane dall'abitacolo, provvedendo al suo trasferimento al San Giovanni di Dio. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Rifiuti speciali bruciati nel forno della pizzeria, chiusa da oltre un mese.
I carabinieri del villaggio Mosè, dove è stato scoperto il reato, hanno denunciato il titolare dell'esercizio, Arturo Cantella. I carabinieri della stazione del villaggio Mosè di Agrigento nella giornata di ieri sono intervenuti presso una nota pizzeria ristorante di Viale Sciascia al villaggio Mosè, inattiva da oltre un mese, in quanto avevano segnalato degli strani movimenti al suo interno. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno sorpreso il titolare, una persona di 60 anni, residente sul posto, che era intento a bruciare all'interno del forno utilizzato per la cottura degli alimenti del materiale di risulta e di scarico costituito dai resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale dell'ARPA della Regione Sicilia, che ha classificato i rifiuti in speciali non pericolosi. Il forno e il materiale sono stati così sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per i successivi accertamenti. L'uomo è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di incendio di rifiuti speciali. Iniziativa dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento in collaborazione con il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme. Nell'ambito del progetto Fontanelle Lab, domani prenderà il via il laboratorio Ceramicando per valorizzare un muro della piazzetta di via Alessio Di Giovanni, adiacente al Parco Giochi l'Isola dell'Allegria. A curare l'iniziativa sarà Dario Lamendola, docente dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo. L'istituto scolastico è vincitore del bando A Scuola Attiva la Cultura. In via Calicratide ad Agrigento l'acqua si perde per strada, allagando l'ingresso di un bar. I disagi raccontati dal titolare, al microfono di Arturo Cantella. Numerose e tante continuano a essere le segnalazioni dei cittadini che arrivano alla nostra redazione circa la perdita di acqua quando viene avviata la sua erogazione. Il video di oggi riguarda una commerciante di via Calicratide che fa una denuncia precisa come da 2 mesi in atto una perdita di acqua che le provoca gravi disagi e danni notevoli. La signora denuncia nel video che vedete la totale assenza di interventi da parte delle autorità preposte. La stessa gestisce un bar, ogni giorno deve subire l'allagamento e stare in mezzo all'acqua. La signora che ha segnalato che la perdita di acqua è causa anche di possibili rischi. Una persona stava anche scivolando all'ingresso dell'esercizio pubblico in quanto l'acqua l'ha fatto perdere l'equilibrio. Facciamo la segnalazione a chi di competenza e come l'ho già fatto la titolare del bar e alle varie autorità che hanno anche fatto dei sopralluoghi verificando la perdita di acqua, ma oggi nulla si è mosso. Non è la prima volta che la nostra redazione fa denunce del genere, spesso il problema non viene mai risolto. Il nostro auspicio è che la neonata società laica possa anche istituire un numero verde per le segnalazioni gravi e intervenire immediatamente. Io sono commerciante del bar e tutti i giorni devo subire questo. Una signora per entrare nel bar mi stava cadendo. Io non so più a che mi devo rivolgere. Questo è il mio bar. Ho chiamato vigili, carabinieri, polizia, comune. Siamo mano a nessuno. Sono venuti, hanno fatto sopralluogo, ma nessuno ha risposto. Tutti i giorni la stessa storia. Speriamo che qualcuno intervenga perché siamo stanchi. 3 medici sotto accusa a Messina per peculato, truffa e falso. Nuova operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina in materia di spesa pubblica nel comparto della sanità. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 65.000 euro nei confronti di 3 dirigenti medici in servizio presso un noto nosocomio cittadino. I 3 sono accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata e falso in atto pubblico. L'operazione scaturisce da una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, finalizzata a verificare il rispetto della disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria da parte dei professionisti cittadini, di cui uno già raggiunto da provvedimento interdittivo lo scorso 9 settembre. Gli accertamenti sono stati svolti attraverso l'esecuzione di plurime attività tipiche di polizia giudiziaria, quali perquisizioni, acquisizioni documentali, attività di osservazione e pedinamento, nonché articolate ricostruzioni contabili,
che hanno trovato riscontro all'esito di intercettazioni telefoniche. Gli elementi indiziari acquisiti, con riferimento a 2 dirigenti medici, un endocrinologo 66enne e un cardiologo 65enne, hanno consentito di ricostruire un solido quadro indiziario per l'accusa ai professionisti, tutti operanti all'interno del medesimo noto nosocomio cittadino, legati all'azienda sanitaria da un contratto che prevedeva un rapporto di esclusività, effettuavano visite specialistiche all'interno del reparto, richiedendo e ricevendo da una significativa platea di clienti il pagamento in contanti delle relative visite specialistiche, omettendo di rilasciare qualsiasi ricevuta fiscale, nonché di versare all'azienda sanitaria la percentuale dovuta, ovvero ricevevano i pazienti in studi privati non dichiarati al fisco. Uno dei medici indagati giungeva addirittura, è emerso dall'inchiesta, per l'utenza che richiedeva l'emissione del documento fiscale, comunque pagando in contanti, a far effettuare la prenotazione al centro unico di prenotazioni solo a posteriori, talché il nosocomio metteva una ricevuta che riportava inevitabilmente una data successiva alla visita effettuata. I numerosi elementi di prova raccolti nell'ambito di 2 paralleli procedimenti penali venivano sottoposti al vaglio dei competenti giudici del Tribunale di Messina. A conclusione dell'indagine è stata disposta l'odierna misura cautelare reale del sequestro preventivo del profitto dell'ipotesi di reato di peculato e truffa aggravata per una somma complessiva di oltre 65.000 euro. Festeggiato anche ad Agrigento il patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, alla presenza delle autorità locali, la messa celebrata dall'arcivescovo Damiano. Si è svolta ieri la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Anche la Questura di Agrigento ha celebrato la ricorrenza. Patrono della Polizia San Michele Arcangelo, con una cerimonia religiosa che anche quest'anno, per via delle restrizioni dettate per il contenimento del Covid-19, si è svolta in maniera sobria e contenuta. Infatti nella Basilica di San Francesco nella mattinata di ieri è stata officiata da Sua Eccellenza Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano. Alla celebrazione eucaristica erano presenti il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, il questiore Rosa Maria Graci, il sindaco Miccichè, le massime autorità militari e civili e provinciali appartenenti alle sezioni ANPS di Agrigento e vari poliziotti. Al termine della celebrazione il questore Rosa Maria Graci ha rivolto quindi un caloroso apprezzamento agli uomini e alle donne in divisa che nel corso dell'anno, sebbene le innumerevoli criticità, hanno contribuito a garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi un doveroso ricordo è andato ai tanti colleghi della Polizia di Stato che nel corso dell'anno hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere e anche a causa del Covid-19. Il questore ha salutato le autorità intervenute rivolgendo loro parole di riconoscenza al vescovo celebrante e alle autorità civili e militari per aver voluto condividere con la Polizia di Stato un importante momento della tradizionale celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia. Finanziati diversi interventi per la viabilità nel comune di Bivona. Arturo Cantella. Una serie di finanziamenti arriveranno presso il comune di Bivona e seguiranno altre iniziative che già avete in cantiere. Quali in particolare? Sì, in queste settimane si sta concretizzando il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. L'ufficio tecnico ha redatto le gare d'appalto per diversi e importanti interventi, tra cui l'illuminazione pubblica per un appalto di 1.900.000 euro, già è stata individuata la ditta, che ci consentirà un risparmio di 200.000 euro l'anno di energia elettrica, perché si cambieranno tutti i corpi illuminanti a LED. Un altro intervento importante che è dato già a gara, è stata individuata la ditta, è sulla riqualificazione urbana di alcuni alloggi e sulla piazza Marconi per 1.500.000 euro, e poi altri interventi si stanno facendo, già sono andati a gara, sulla viabilità rurale, Contrada Cerasello Boschetto per 500.000 euro, la Bivona Santo Stefano nel tratto Santo Pietro per 720.000 euro a cura del dissesto finanziario. Entro fine anno partiranno pure le gare d'appalto per il canale di Gronda, che metterà in sicurezza il nostro comune nella parte alta del paese per 1,5 milioni, e un altro finanziamento che sta andando ormai
a gara d'appalto è la valorizzazione del geosito di Pizzo Mondello per 1.200.000 euro. Quindi non possiamo che esprimere come amministrazione comunale soddisfazione per questi lavori che daranno l'opportunità, assieme ai tanti che già sono partiti, daranno la possibilità di avere maggiori servizi, di avere una viabilità migliore e quindi dare la possibilità ai cittadini di beneficiare, diciamo, di questi importanti finanziamenti che vanno a concretizzarsi. Il libero consorzio d'Agrigento sta ricevendo il decreto da parte dell'assessorato delle infrastrutture per l'importante gara d'appalto di 14 milioni di euro della Bivona a Borgo Bonsignore. Quindi tutto il lavoro che si è fatto in questi anni finalmente sta trovando concretezza nelle gare d'appalto e nella partenza dei lavori. Ecco, le novità sulla Mare Monti? Sulla Mare Monti è stata espletata la gara da parte del Genio Civile, penso che sarà individuata la ditta di progettazione e a breve avremo un incontro sia con l'assessore Falcone sia con il sottosegretario alle infrastrutture Cancellieri per trovare le risorse, che sono 120 milioni di euro, per portarla poi a gara d'appalto. Due volti, quello di un uomo che racconta di essere stato vittima di un raptus e di aver ucciso una donna per non farla soffrire, di averne coperto il cadavere con delle palme dopo averla massacrata, non per nasconderlo, ma per amore, e quella di un uomo che quella stessa donna la chiama con estremo disprezzo e che ritiene giusto averle schiacciato la testa perché era una rumena. Si tratta di Antonino Borgia, condannato all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Anna Maria Lacramioara di Piazza, con cui aveva una relazione extraconiugale. L'omicidio è avvenuto il 22 novembre del 2019 a Partenico. Agghiaccianti i particolari che emergono dalle motivazioni depositate dalla sentenza, dalle 130 pagine stilate della prima sezione della Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta alla Tere Monica San Martino. Emergono dettagli raccapriccianti con le parole e le urla della giovane originaria di Giardinello mentre l'imputato, ripreso da una telecamera, la accoltella, ma anche le intercettazioni in cella in cui Borgia descrive in modo spietato ai suoi parenti tutta la dinamica del delitto. I giudici hanno integralmente accolto le tesi del procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi e del sostituto Chiara Capoluongo, che avevano coordinato le indagini dei carabinieri e non hanno alcun dubbio sul fatto che ad armare la mano dell'imputato con premeditazione e crudeltà sia stato un unico movente, voleva sbarazzarsi di una situazione, l'inaspettata gravidanza della giovane amante, un motivo obietto e futile per la Corte che richiama concezioni quantomeno tribali, se non proprio animalesche. L'aggressione si è sviluppata in un considerevole arco di tempo, dicono i giudici, con un crescendo di efferata ed a tratti gratuita violenza, rimediando a ben 2 tentativi di fuga della ragazza senza mostrare il benché minimo senso di pietà verso di lei e neppure verso il feto che portava in grembo. L'imputato avrebbe avuto più volte la possibilità di ravvedersi ed esistere, invece ha deciso di portare a termine il suo piano di morte. La Corte ricostruisce prima di tutto le fasi dell'indagine partite quando un uomo si era presentato dai carabinieri con le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della sua abitazione di Balestrate, in cui un altro soggetto senza pantaloni aggrediva una ragazza, immagini da cui per i giudici si vede che i colpi sono stati inferti sia quando la ragazza era ancora in piedi, appoggiata al muro di cinta, cercando di difendersi, sia quando già colpita ad un fianco, chiaramente sopraffatta dall'assoluta preponderanza fisica dell'uomo, veniva afferrata per una gamba da quest'ultimo e trascinata per terra mentre lanciava strazianti grida di dolore e di disperazione. Ma si vede anche l'uomo che, apparentemente cedendo alle esortazioni della donna, si disfa dell'arma gettandola lontano. È stato registrato anche l'audio di quei terribili momenti. Contestualmente alle 8 di quella stessa mattina era arrivata al 112 una chiamata in cui un automobilista segnalava sulla statale 113 da Alcamo a Partenico
con una ragazzina insanguinata in mezzo alla strada che, scappando, era scesa da un furgone bianco con una scritta pubblicitaria. Solo successivamente però la scena ripresa dalla telecamera era stata messa in relazione con quella segnalata sulla statale. I carabinieri erano risaliti a Borgia e lui aveva ammesso le sue responsabilità, indicando anche il luogo in cui recuperare il cadavere della giovane. Borgia aveva raccontato di conoscere Anna Maria da circa un anno e di aver avuto con lei un primo rapporto sessuale 3 mesi prima. L'ultima volta, il 21 novembre, la ragazza avrebbe chiesto 3.000 euro dopo avergli annunciato con un messaggio di essere incinta di lui. Borgia avrebbe accettato di aiutarla, fissando un appuntamento per l'indomani mattina, quando avrebbe dovuto incassare soldi da un cliente mai arrivato, perché, come rimarca la Corte, non ci sarebbe stato alcun appuntamento. Per l'imputato, la vittima, dopo aver avuto un rapporto orale con lui, si sarebbe agitato, l'avrebbe insultato e così avrebbe ammesso Borgia: non ho capito più niente, non so cosa mi è scattato, ho preso il coltello che avevo in macchina e l'ho colpita alla pancia, lei è scappata e ha cominciato a chiedere aiuto, io ero senza pantaloni, l'ho seguita e l'avrebbe colpita ancora, ho trovato un bastone e l'ho finita colpendola in testa perché era agonizzante. Poi aveva ripulito il furgone e, per non destare sospetti e per distrarsi, era andato al lavoro, aveva fatto colazione in un bar, era andato al commissariato di Partinico per portare dei documenti e persino dal barbiere. Una versione a cui i giudici non credono affatto. Palesi appaiono le inverosimiglianze, le incongruenze, le illogicità. La Corte piuttosto parla di una precisa, ferma e persistente volontà omicida, tanto che, arrivato ad 1 chilometro dall'ospedale di Partinico con la ragazza gravemente ferita, aveva preso un'altra strada, spiegando che in quel momento era confuso. Borgia ha poi riferito di aver sepolto il cadavere, di averlo coperto con delle foglie e delle palme. Per i giudici questa sorta di umana pietà verso la giovane donna, di pentimento e di costrizione appaiono del tutto distonici rispetto al tenore dei dialoghi intercettati in carcere tra Borgia e i suoi parenti, dai quali invece emerge una sorta di disprezzo verso la ragazza. La moglie di Borgia arriva poi a suggerirgli: ci potevi dare fuoco a tutte cose, avevo programmato di farlo, gli risponde il marito, avevo preparato la legna, tutto, la facevo scomparire completamente, e al figlio dice: gli ho schiacciato la testa perché non era la mia amante, una rumena, mi ha portato all'esaurimento, infine è scappata la coltellata. Adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia. Al via a Marsala il Festival letterario. Vediamo. La Sicilia è terra di cultura, cultura del paesaggio, un paesaggio millenario che è stato fatto dagli uomini che hanno amato la terra, l'hanno coltivata. Dobbiamo recuperare questa cultura della cura della nostra terra, perché l'importante è il futuro. Lasciare una terra sana, in salute ai nostri figli. È quello di cui parleremo questa sera, è quello di cui parlerà Giuseppe Barbera con il suo libro Il giardino del Mediterraneo. Ho scritto un libro che si chiama Il giardino del Mediterraneo, mettendo dentro in questo libro 9 paesaggi siciliani. Bisogna sempre prendersi un momento nella giornata, nella settimana, nella propria vita per l'ascolto e per la riflessione. Andiamo troppo velocemente, ci vuole un momento slow, di lentezza, in cui ascoltare, riflettere, rielaborare e magari pensare di fare una buona azione ogni giorno per il nostro futuro, per la nostra terra. Osando diventare padroni del nostro tempo? Assolutamente sì, il tempo è nostro. Quando diciamo che non abbiamo il tempo, che il tempo ci sfugge, è una bugia, è una falsità, è un alibi. Il tempo è nostro e dobbiamo impararlo a suddividerlo nelle varie attività. Può essere l'amore, la famiglia, il lavoro, la società, la comunità, la terra. Questi paesaggi esprimono la storia dell'isola, la sua evoluzione, esprimono anche i problemi del presente, quale sarà il futuro dell'isola dal punto di vista del paesaggio, e siccome il paesaggio è un po' lo specchio in cui un popolo, una civiltà si rispecchia, se pensiamo al paesaggio che è stato e al paesaggio che verrà, possiamo capire che cosa fare noi, diciamo, come vivere in quest'isola. Diamo il benvenuto al nostro pubblico, il nostro pubblico di prossimità. Lavoriamo da 5 anni per un obiettivo, ovvero alzare l'asticella dal basso, dico sempre io. Hanno un filo conduttore questi 9 paesaggi diversi? È come un racconto che parte da un mio viaggio in Messico, dove scopro che in Messico noi e i messicani siamo i padroni assoluti del fico d'India.
Poi invece diventa un po' la storia della Sicilia, da come si forma in questo mare che ancora non era il Mediterraneo, come si forma e poi come si evolve. I giardini più antichi, le campagne dell'interno, la Conca d'Oro, l'Etna, i paesaggi più importanti che hanno fatto quest'isola. Finisce con i paesaggi del petrolchimico di Priolo, Milazzo, no? Questi luoghi meravigliosi distrutti, no? da uno sviluppo che è barbaro, che non è quello che meritavamo, e adesso sono luoghi che è difficile recuperare. Quest'anno il tema è tempo futuro possibile sostenibile, è un tema che è uscito fuori lo scorso anno durante i mesi di clausura. E riflessioni, dibattiti in qualche modo ci hanno portato a approfondire quello che poteva essere il senso del tempo che ognuno di noi avrebbe vissuto nei giorni a venire della clausura. Si è parlato tantissimo di sostenibilità, si è parlato moltissimo di energia, delle grandi trasformazioni, e quindi questi saranno gli assi portanti della quinta edizione. L'oggetto di oggi, ovvero sostanzialmente si parla di ambiente e si parla di antropocene, ovvero i disastri che ha creato l'uomo a tutto ciò che noi viviamo. E purtroppo il Sud Italia ha subito per l'ennesima volta una tragedia immane con incendi dolosi. Giuseppe Barbera, professore, ci regalerà questo momento di riflessione con Gio Serrallo, che è un'eccellenza della nostra città ed è sempre stata sensibile a tematiche culturali. La Sicilia, che è facile a farlo per il posto dove siamo, a dirlo perché siamo siciliani, e scriverlo è un po' più impegnativo. Messina, bando per nuove assunzioni. Vediamo di che si tratta. Sembra di essere pronti all'assunzione doverosa verso queste professionalità acquisite che da 30 anni lavorano al CAS, però c'è sempre l'intoppo dell'ultimo momento. Intanto ci stiamo anche apprestando alle elezioni regionali. Non vorremmo di ricominciare questa vertenza con un nuovo governo, quindi stiamo pressando per concludere questa vicenda col governo Musumeci. Stamattina abbiamo notizie che l'assessore Falcone, che non può raggiungerci qua a Messina, si collegherà in videoconferenza. Vorremmo risposte perché il bando doveva essere già pronto a fine settembre, ma dalle notizie che arrivano da Palermo non se ne è fatto ancora nulla. Siamo molto preoccupati per i requisiti che chiederanno in questo bando. Non vorremmo che dopo 4 anni di battaglia di personale che lavora col sistema precario da 30 anni poi si aprisse un bando libero a tutti e si andassero a perdere anche delle professionalità acquisite che dovrebbero essere formate prima di entrare al CAS. Questi sono lavoratori che già conoscono il sistema, ripeto, che ci lavorano da 30 anni col precariato, con le agenzie interinali. Credo che sia doveroso nei confronti dei lavoratori e sia conveniente anche da parte del CAS che ad assumere questo nuovo personale sia la Regione, questo Governo, questo CAS, e prenda questi lavoratori che hanno diritto e sicuramente sono più economici perché non vanno formati. E quando arrivano, se si fa questo bando, sono al pronto impiego e pronti ad essere utilizzati nei caselli. L'ultimo incontro che abbiamo avuto con il CDA, e c'era in presenza l'assessore Falcone, e si è stabilito che entro il mese di settembre, i primi di ottobre, si sarebbe proceduti alla pubblicazione del bando. Devo dire che l'assessore è stato molto chiaro e sensibile alla nostra condizione, perché se il bando viene pubblicato, un bando in maniera troppo generica, questo per effetto della situazione generale che esiste in Sicilia e nel sud di molto precariato, rischia di essere un bando aperto a tutti. E quindi noi rivendichiamo, come dire, il nostro sacrificio, i nostri 20-30 anni di precariato nell'ambito per avere, come dire, la giusta collocazione in questo ente che ha bisogno di molto personale. E siamo giunti alla pagina sportiva calcio. L'Acragas vince a Sciacca la gara di andata di Coppa Italia, il ritorno mercoledì 13 ottobre all'Esseneto. Carmelo Lentini. L'Acragas si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia sbandando il Gurrera con un gol su calcio di rigore trasformato dall'attaccante svedese Lukas Corner.
Dopo un primo tempo equilibrato che ha visto sia lo Sciacca che l'Agragas affrontarsi con qualche timore, nel secondo si sono viste alcune sortite in avanti. Durante i primi 45 minuti un infortunio ha privato l'Unitas Sciacca del proprio capitano Vincenzo Coco, sostituito al 42esimo proprio da Bono. Al 71esimo l'arbitro vede un fallo in area seccense ed assegna un penalty in favore dell'Akragas. Sul dischetto lo svedese Lucas Corner batte il portiere d'amico. Un gol che scuote lo Sciacca, che cerca generosamente di raggiungere il pari. Al 90esimo è l'Akragas comunque a brindare alla vittoria. La gara di ritorno è in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 15:30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Intanto si sono giocate sempre questo mercoledì pomeriggio le altre gare che vedevano impegnate le squadre del girone ad eccellenza. Il Mazara ha superato il Castellammare con il più classico dei risultati, 2-0. Entrambe le reti sono state realizzate di testa da Abate e dall'ex biancazzurro Bulades. Niente da fare per il Pro Favara a Caltanissetta, dove, senza tecnico in banchina, è stato piegato di misura dalla Nisa con il risultato di 2-1. In rete Campanaro su calcio rigore per la Nisa, raddoppio sempre della squadra biancoscudata con il Lario, ed infine la rete della bandiera favarese che è stata siglata dal neoentrato Morris. Rinviata invece al prossimo 6 ottobre la gara Parmonval-Marineo. Mister Anastasi, con il minimo sforzo l'Akragas espugna il Gurrera. È stata una partita in cui avete avuto qualche occasione non andando a concludere, però comunque sostanzialmente forse il risultato è giusto. No, ma guarda, noi giochiamo sempre la solita partita con la stessa intensità e il minimo scarto penso che potevamo fare più di qualche altro gol, forse il minimo risultato, però io penso che abbiamo giocato contro una grande squadra, ripeto, e non vuole essere una sviolinata. Per me lo Sciacca è una squadra molto importante, guidato da un tecnico secondo me molto preparato, quindi ancora di più vale di più la vittoria, ancora di più pensando quello che penso. Ecco, la Coppa Italia che tipo di competizione è per voi? Ma io penso che più che competizione sono le partite che contano. Io penso che ogni squadra anche il giovedì non vuole perdere, quindi per me non c'è distinzione tra campionato e Coppa Italia. Sicuramente qualcuno parla di turnover, ma oggi voglio rimarcare che abbiamo giocato con 5 under sin dall'inizio. Abbiamo fatto esordire un 2004, quindi io penso che è meglio di così in questo momento non si può chiedere. Siamo ancora in una fase, ripeto, di rodaggio, siamo in una fase dove stiamo cercando di trovare la giusta determinazione e il giusto equilibrio. Punterete a vincere il campionato? Ma noi non siamo una squadra che può puntare a vincere il campionato perché siamo partiti in ritardo, quindi noi siamo un'ottima squadra dove può arrivare lontano, ma a vincere il campionato penso che in questo momento la classifica dice la Nissa. La Nissa è la squadra che in questo momento, se finiva il campionato, l'aveva vinto la Nissa, quindi secondo me la Nissa è la squadra da battere. Allora Geraldi, poteva essere uno 0-0, purtroppo lo Sciacca paga forse un'ingenuità, troppi calci di rigore, già sono 3 in stagione. Sì, vabbè, l'episodio del calcio di rigore già ne abbiamo parlato con i ragazzi, sappiamo dove abbiamo sbagliato, però per quanto riguarda la presenza in campo della squadra penso che il possesso palla è stato tutto a vantaggio nostro, forse volutamente l'Akragas ci ha concesso di non attaccarci alto e ci ha concesso questa metà campo libera, infatti venivamo bene, giravamo bene la palla, all'inizio magari abbiamo fatto qualche passaggio rischioso, appena abbiamo capito che loro giocavano per il contropiede e quindi sui nostri sbagli abbiamo cercato di sbagliare di meno, dovevamo tenere qualche palla un po' di più su questi lanci, dovevamo riuscire a tenere qualche altra palla per far salire la squadra, però sono contento dell'approccio alla gara, sono contento che la gara è ancora in equilibrio, però secondo me anche il pareggio ci poteva stare stretto. In vista del ritorno, quali sono le vostre prospettive? Beh, noi vogliamo passare il turno, andremo là per vincere, perché dobbiamo comunque fare almeno un gol per i supplementari. Ce la giocheremo al ritorno, avevo chiesto ai ragazzi questo, di tenere la partita in bilico, di non perdere la testa se avessimo preso gol, non l'abbiamo fatto, quindi sono contento insomma, dell'atteggiamento di tutti i ragazzi. Soddisfatto della prova di quanti oggi hanno giocato e che prima non avevano trovato spazio nelle precedenti partite?
Sì, devo dire che l'approccio è stato buono, abbiamo provato a fare la partita, magari non abbiamo creato tantissimo, ma con un Agragas messo tutto negli ultimi 50 metri non era facile trovare dei buchi e quei pochi che abbiamo trovato potevano darci sorte migliore, però diciamo un risultato, ripeto, che ci sta stretto perché almeno il pareggio lo meritavamo. Domenica 10 ottobre a Raffadali, manifestazione del Motoclub del Platani. Ancora Carmelo Lentini. I motori tornano a ruggire a Raffadali grazie al Motoclub Enduristi del Platani, vale a dire la Black Wolf, del presidente Giovanni Diana. L'associazione affiliata alla FMI Sicilia, iscritta al CONI, organizza per domenica 10 ottobre la sesta prova del campionato regionale Enduro Sicilia. La manifestazione avrà uno sviluppo totale di circa 180 km, suddivisi in 4 giri da circa 45 km ciascuno, con il percorso di gara che sarà suddiviso in zone di trasferimento. Essendo le strade aperte al traffico stradale, i piloti sono tenuti a rispettare il codice della strada. Solo in occasione delle prove cosiddette speciali cronometrate, denominate enduro test e cross test, da ripetersi una volta ogni giro effettuato, le zone interessate saranno rigorosamente chiuse al traffico veicolare. A livello organizzativo, sia il paddock che la direzione gara verranno allestiti nella zona industriale di Raffadali e sarà dotata di tutte le facilitazioni possibili per un'adeguata gestione dei mezzi, delle persone e di ogni necessità come toilette, ristorante ed altro ancora. Infine verrà allestita una postazione medica mobile con personale paramedico qualificato per effettuare il triage e prestare il primo soccorso. Si è concluso con la fase nazionale svoltosi a Roma il 27 e il 28 settembre scorso la 7ª edizione del progetto Rete Refugees Team, rivolto ai minori stranieri accolti in Italia. Nello splendido scenario dello Stadio dei Marmi di Roma, le 8 finaliste, suddivise i 2 gironi da 4, si sono confrontate per l'assegnazione del titolo di Rete 2021. 2 gli spar siciliani presenti all'evento, vale a dire Raffadali e Marsala, accompagnati dal coordinatore regionale Stefano Valenti e dai tecnici responsabili della SGS Mirabile Carmelo, Diego Valenti e Davide Giacomarro. Buone le gare delle compagini siciliane, sia dei ragazzi del centro di accoglienza del Raffadali e soprattutto del Marsala, che sono arrivati in finale e poi sono stati superati dai coetanei della Campania con il risultato di 1-2. Presenti alla presentazione molte figure istituzionali, tra cui il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente del SGS Vito Tisci. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.